Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Quindicenne travolto dal trattore guidato dal padre. Il ragazzo stava dando una mano nell'azienda di famiglia nel Ragusano. È rimasto schiacciato nella stalla. Sangue sulle strade a Palermo. 2 giovani perdono la vita in uno scontro tra 2 moto. Un camion si ribalta sulla A29 nei pressi di Gibellina. West Nile, un caso a Messina, una donna di 74 anni ricoverata all'ospedale Papardo, encefalite in atto con forte mal di testa e febbre alta. A Palermo imprenditore denuncia i suoi stortori, in 6 lo avevano minacciato e schiaffeggiato, uno è il figlio di un boss. Calcio, stasera al Barbera l'esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Inzaghi in sala stampa dice siamo carichi, non vogliamo deludere. Ancora calcio, febbre rossa-azzurra, sale l'attesa per il debutto del Catania che domani sera riceve il Foggia. In tribuna ci sarà Ross Pelligra, oggi la rifinitura al Massimino, primo appuntamento nel campionato di Serie C anche per Trapani e Siracusa. Un ragazzo di soli 15 anni è stato travolto dal trattore guidato dal padre mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia nel Ragusano. Anche familiari e studenti devono essere protetti, è il monito degli esperti. Veronica Barbarino. Stava dando una mano al padre nell'azienda di famiglia, gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a scuola, ma Andrea Passalacqua, 15 anni, non tornerà più tra i banchi. Il ragazzo è morto schiacciato nella stalla dell'azienda zootecnica mentre probabilmente era salito su una vasca per controllare se fosse piena di mangime per gli animali. Ignaro di questo movimento, il padre, che era alla guida del trattore, l'ha travolto. L'incidente è avvenuto tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Sono intervenuti un'ambulanza del 118 e un elisoccorso, ma quando è arrivato il giovane era già senza vita. E ancora un ragazzo morto in un luogo di lavoro. Che si tratti di un familiare rende la tragedia ancora più grande, scrive Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. Accaduta in una provincia che ha pochissimi ispettori all'ASL e un solo ispettore del lavoro, tutti organi ispettivi che fanno capo alla regione. Anche i familiari, i volontari, gli studenti nei luoghi di lavoro devono essere protetti da tutti i rischi, soprattutto perché più giovani e quindi inesperti. Chi non ha vera formazione, chi non è addestrato, non dovrebbe nemmeno entrare in un'azienda, soprattutto se familiare o studente. Di fronte a una tragedia di questo tipo, conclude, non possiamo arrenderci all'inerzia dell'indifferenza. A Palermo, tragico scontro fra 2 moto, a perdere la vita 2 giovani di 17 e 20 anni. Marco Gullà. Pianti, lacrime, disperazione, l'asfalto che diventa teatro di morte. 2 giovani che erano in sella a 2 moto sono morti in un incidente stradale a Palermo ieri sera in via Duca degli Abruzzi, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriella Liberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 20 anni, entrambi di Palermo. Inutili soccorsi, i 2 giovani sono morti sul colpo. Quelle che vedete sono le 2 moto che si sono scontrate, 2 SH, o meglio, quel che resta. L'impatto è stato violentissimo, praticamente frontale tra i 2 ciclomotori. Gabriel, il più giovane, stava andando ad una festa a Partanna Mondello, il compleanno della sua fidanzatina, appena sedicenne. Lavorava in un salone di barbiere, progettava di andare a lavorare a Bologna. Nell'altra moto c'era un 20enne, Alessandro Lopriore, che andava verso Palermo e aveva appena sorpassato un'auto, una BMW, che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Un lieve impatto nel paraurti posteriore sinistro, forse quel tanto che basta per fargli perdere il controllo della moto. Ferito anche un sedicenne, le sue condizioni sono molto gravi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto si sono immediatamente recati parenti e amici, urla strazianti, il dolore che in una serata calda di agosto travolge le famiglie. Altre 2 giovani vite spezzate in quella che doveva essere soltanto una serata di spensieratezza e divertimento.
Sull'autostrada a Palermo-Mazzara del Vallo, all'altezza di Gibellina, svincolo di Salem, in un incidente autonomo un mezzo pesante si è ribaltato, come vedete in queste immagini, e si è messo di traverso sulla carreggiata prendendo fuoco. È stato necessario bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni. A intervenire è stato il personale dell'ANAS, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Nella tangenziale di Catania invece è stata ritirata la patente a due automobilisti che per bypassare le auto in coda stavano transitando nella corsia di emergenza. Virus West Nile trasmesso dalle zanzare, c'è un caso a Messina, si tratta di una donna di 74 anni. Francesco Triolo. Un caso di West Nile a Messina, il primo nella città dello Stretto. Una 74enne si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta, sintomi che accusava da giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato un'encefalite e la possibilità di West Nile. Per lei ricovero in prognosi riservata al reparto di malattie infettive guidata dall'infettivologo Antonio Albanese. La donna in questione risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente. Il numero di casi di West Nile rispetto allo scorso anno è raddoppiato. Siamo passati dai 171 osservati al 20 agosto 2024 ai 351 di ieri. Ma non è l'unico numero ad essere cresciuto. I decessi, sempre rispetto al 2024, sono più che triplicati, passando da 6 a 22. I medici però invitano a non creare allarmismo. Nell'80% dei casi l'infezione da virus West Nile non produce alcun sintomo. Quando si manifesta lo fa in forma lieve con sintomi simili a quelli di un'influenza estiva: febbre moderata, mal di testa, dolori muscolari, articolari, nausea e perdita di appetito, in alcuni casi eruzione cutanea. Questi disturbi compaiono solitamente da 3 a 14 giorni dopo la puntura della zanzara infetta e durano pochi giorni, al massimo un paio di settimane. A Palermo un piccolo imprenditore ha denunciato i suoi estortori. In sé lo avevano schiaffeggiato, uno è il figlio di un boss. 20 giorni di inferno, poi la denuncia ai carabinieri e un altro mese di indagini. È finita con l'arresto di 2 dei suoi estorsori, mentre se ne cercano altri 4, la vicenda di un imprenditore del palermitano che ha scelto di non piegarsi alle richieste di Pizzo e di denunciare. In manette sono finiti Filippo Bruno, figlio del boss Natale, condannato per mafia con sentenza definitiva nel 2019, e Francesco Capizzi, noto con il soprannome di Bicicletta. Tutto inizia il 7 luglio scorso, quando Bruno e Capizzi, insieme ad altre 4 persone ancora non identificate, si presentano all'officina dell'imprenditore, che è titolare anche di un parcheggio. Da oggi devi pagare 1.500 euro al mese per la famiglia, gli intima Bruno. Richieste insistenti e ripetute anche nei giorni seguenti, fino a quando, all'ultimo rifiuto del 25 luglio, Bruno reagisce con uno schiaffo all'imprenditore. Sei un bastardo e un maleducato, aggiunge il figlio del boss. Questa aggressione fisica e verbale convince l'imprenditore a raccontare tutto ai carabinieri, che oggi hanno arrestato i 2 dopo aver identificato Bicicletta in Capizzi, mentre si cercano ancora gli altri 4 uomini, la cui identità è sconosciuta anche all'imprenditore. Le famiglie a cui sarebbero state destinate le somme sono quelle di Brancaccio e di Corso dei Mille, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale. Attenti ai falsi verbali che circolano a Taormina. Sono state trovate infatti delle multe con l'intestazione della polizia locale di Catania e con un QR code per il pagamento di una presunta sanzione. Si tratta in realtà di una truffa che potete riconoscere dal fatto che la data è incompleta, manca la targa, luogo e orario della presunta infrazione e manca anche l'indicazione delle modalità di pagamento alternative. L'invito della polizia è dunque di controllare i verbali e di segnalare quelli sospetti contattando la Polizia Municipale di Catania. Castellammare del Golfo tappezzata da manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, con le scritte "Liberaci da tutti i mali" di oggi. Castellammare del Golfo si è svegliata in questi giorni tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, e le scritte "Liberaci dagli incendi dolosi", "Liberaci dalla corruzione", "Liberaci dal turismo di massa". L'iniziativa è del gruppo Muschio Ribelle, che raccoglie cittadini di tutte le età. A raccontarci l'iniziativa è Rita Ventimiglia, una delle promotrici.
I poster prendono la figura della Madonna del Soccorso, che è la patrona di Castellammare del Golfo, per portare alla luce una serie di criticità che affronta in estate il territorio castellammarese e non solo, prima tra tutte quella degli incendi che affliggono la Sicilia e il Sud Italia in occasione di eventi di scirocco. Ricordiamo lo Zingaro che ha preso fuoco meno di un mese fa, Castellammare stessa che ha preso fuoco ieri, e il problema del turismo di massa che porta alla privatizzazione delle coste e che oltre ad essere un danno per gli ecosistemi marini è un grande disagio per i residenti che trovano degli impedimenti nello svolgimento delle loro attività quotidiane, portando anche molto spesso alla popolazione giovane ad emigrare alla ricerca di condizioni lavorative meno stagionali e più stabili. Muschio Ribelle elenca anche alcuni dati: servono 3 ore di treno per coprire Castellammare e Trapani, l'ultimo pullman per Palermo Scopello parte alle 18 e poi il vuoto assoluto in inverno. È tempo di resistere alla rassegnazione all'indifferenza, dice Muschio Ribelle. La rinascita deve partire dalla consapevolezza, dal senso civico e dalla lotta solidale. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Siamo nel weekend, il primo weekend di controesodo, con il ritorno a casa di tantissimi italiani che hanno finito di trascorrere le vacanze in Sicilia. A Messina per tutto il pomeriggio di ieri la coda delle auto è arrivata ad intasare il viale Boccetta, creando parecchie difficoltà anche alla viabilità cittadina, lo vedete in queste immagini. La Polizia Municipale ha presidiato gli incroci ed è stato deciso l'innalzamento del piano viabilità alla fase 4, la più alta, con le auto che sono state dirottate sulla via Garibaldi per poi tornare indietro all'altezza di Piazza Unione Europea. 7 le navi in esercizio della Caronte, 4 quelle di Bluferris. Anche il Consorzio Autostrade Siciliane ha segnalato code e rallentamenti sulla A18 in direzione Messina, alla barriera di Messina Sud Tremestieri. Secondo le stime di ANAS in questo weekend si registreranno circa oltre 12 milioni di spostamenti. E in questo penultimo weekend di agosto a Catania resta ancora affollatissima la playa. Sentiamo Desiree Ferrito. Bene il turismo per la nostra regione. Secondo i dati diffusi da Confimpresa si conferma tra le mete più scelte degli italiani. Per mare e turismo si fa sempre più strada a Catania, dove il luogo comune di mare poco pulito è smentito dagli ultimi dati pubblicati sul portale delle acque del Ministero della Salute, che certificano l'eccellente qualità dell'acqua. Buone notizie anche per la scogliera, ottimi i valori riscontrati a San Giovanni Licuti. Per Ignazio Ragusa del Sindacato Italiano Balneari, la playa potrebbe presto ottenere la bandiera blu. A sedurre i turisti, oltre il mare, c'è anche il buon cibo, i dolci in particolare. Tra tutte le regioni italiane, proprio la Sicilia a conquistare lo scettro di regina del gusto. Lo conferma anche un recente sondaggio promosso da The Fork, la piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti. Ancora e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva. Stasera in un Barbera pieno di entusiasmo l'esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Ieri Inzaghi in sala stampa diceva: non vogliamo deludere. Marco Gullà. Siamo molto più avanti di quello che mi aspettavo, poi dopo sarà sempre il campo a dirci se avevo ragione o no, però sono molto sereno, felice. È il giorno di Palermo-Reggiana. Al Barbera stasera l'esordio dei rosanero nel campionato di B dopo un mercato roboante, ma come ha più volte detto Inzaghi in sala stampa, ancora non si è fatto nulla. Un primo passo però può già essere fatto stasera davanti ad un Barbera che trabocca di entusiasmo, oltre 30.000 spettatori per un match che può già dare segnali importanti. Quello che ho detto ai miei ragazzi oggi, che al di là che ogni giocatore vorrebbe giocare in uno stadio come il nostro, e questo per noi deve essere un grande vantaggio. La seconda cosa che gli ho detto è che nei 2 campionati di Serie B che ho vinto, il primo Benevento, la prima giornata a Pisa meritavo di perdere, il Pisa era una neopromossa e sbagliò il rigore al 90°. L'anno scorso col Pisa dopo 20 minuti perdevo 2-0 in casa con lo Spezia. Per cui bisogna andare molto
molto cauti. Restano indisponibili Gomis, Di Francesco, Magnani e Gomez. Peda è recuperato ma andrà in panchina. Terzetto difensivo con Ceccaroni, Bani e Diachité. In avanti diversi dubbi, poi Ampalo certo della maglia, poi Brunori, Giasile, Daron e Palumbo si contendono 2 maglie. Reggiana con Portanova e Gondo in attacco. Fischio d'inizio alle 21. Calcio, febbre rossa-azzurra, sale l'attesa anche per il debutto del Catania che domani sera riceve il Foggia. In tribuna ci sarà Ross Pelligra. Sentiamo Tonino De Mano. Oltre 15.000 per il debutto, a testimonianza di una fede. È vigilia di campionato e cresce l'attesa per il nuovo Catania che domani sera al Massimino va all'assalto del Foggia alla ricerca del primo acuto stagionale. Curva nord sold out, la sud quasi, il popolo rosso-azzurro ci crede. L'eliminazione in Coppa Italia per mano del Crotone è ormai un ricordo, ma deve servire da stimolo per iniziare con il piede giusto e lanciare un segnale alla concorrenza. In tribuna ci sarà Ross Pelligra, in campo una squadra che dovrà lottare su ogni pallone. La settimana è scivolata via senza imprevisti. Mister Toscano ha lavorato plasmando la squadra con il modulo marchio di fabbrica 3-4-2-1. Il tecnico calabrese recupera Stoppa, disponibile anche da ausilio. Il primo potrebbe essere utilizzato come alternativa a Gimenez dietro la punta che sarà forte, mentre Rolfini ha completato il suo recupero, ma resta da valutare la sua convocazione. Per il resto la formazione dovrebbe essere simile a quella vista in Coppa, con l'eccezione di Quaini squalificato, così come Martic. Dunque c'è la possibilità di vedere nella linea di centro 4 nuovi acquisti: Casasola, Donnarumma, Corbari e i confermatissimi, a cui si aggiungerebbe Aloy con l'alternativa Gimenez in mediana. Tra i pali Dini. Uomini e schemi saranno provati nella rifinitura di oggi, poi la conferenza stampa di Toscano annunciata alle 12.30 che anticiperà i temi di Catania e Foggia. Primo appuntamento di campionato di Serie C anche per Trapani e Siracusa. Sentiamo Sergio Colosi. Il battesimo delle neopromosse, l'ultima fase di mercato, la penalizzazione e la fideiussione. È soltanto la prima giornata di campionato, ma per Trapani e Siracusa vale più di una verifica di inizio stagione. I Granata di Aronica partono domenica sera da Casarano, trasferta dalle 1000 insidie. I pugliesi ritrovano la Serie C dopo 26 anni, record storico di abbonamenti e capozza ai limiti della capienza. Il Trapani penalizzato misura la sua forza a casa dell'ex Celiento. Il Menotto in classifica impone una buona partenza, ma non sarà facile. Nella formazione doppio trequartista Canotto e Fischnaller dietro Grandolfo. Nel Casarano da Malcore e Chiricò, già decisivo in Coppa Italia, possono arrivare i pericoli maggiori. Il Siracusa, inserito tra i posticipi del lunedì sera, dovrà attendere altre 24 ore prima del suo ritorno in C. A Salerno senza gli squalificati Guadagni e Damian, il secondo in attesa del deposito del contratto. Torna in panchina Turati, ma indistinta, tanti giovani della primavera. Le divergenze dell'allenatore con Ricci sembrano lontane. Perfezionato l'iter per la fideiussione integrativa, si attende solo l'ok. Mercato pronto a sbloccarsi, a partire dall'attaccante Capanni, dal portiere Bonucci e dagli ex pisani Frosali e Sapola. In una rechi a porte chiuse contro la Salernitana di Raffaele Faggiano, tra le favorite per la B, compito quasi proibitivo per gli azzurri. Valori tecnici distanti nonostante una difesa campana con alcuni assenti, compreso Anastasio, convocato Golemic in attacco inglese. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti un buon sabato.